signori, questa è una prova video, nel senso che ho provato a spostare il microfono. Fatto sta che sarebbe quasi inutile perché oggi siamo il 27 di luglio e praticamente quest'oggi, precisamente questa stamattina, ho ordinato vediamo per di qua, ho comprato come si chiama? Un microfono teoricamente adatto per la GoPro, per riuscire a registrare al meglio come qualità audio, visto che appunto so che uno si sente abbastanza, come dire, troppo l'aria, e punto secondo, se io inizio a urlare o dico una parola troppo accentuata, ecco, diciamo, tacca a grattare, come che appunto si è sentito. Fatto sta che adesso sto andando a San Donà, devo trovarmi sempre con Leo e lì appunto registreremo questo video che state vedendo, perché dovrò raccontarvi cosa è successo praticamente 2 giorni fa. Ci vediamo tra poco. Introduciamo Simone al canale. Allora, apri un bel pacchetto di popcorn perché se ci racconta cosa è successo. ma che oh! Suspense fino a stasera. Molto semplicemente. Vai, Dico tutto quanto. Dai, tipo. Ponte di stretti, vai verso Staffolo, modo tranquillo, seconda, faccio mettere la terza, la moto non mette la marcia, fa pac pac pac, una pacca secca e mi mette dentro la terza e faccio, Dio, che cazzo succede, porca puttana, faccio, vabbè, va. Se c'è fatto il cambio può capitare. Prendo e vado avanti, faccio quarta, quinta, sesta, arriva la prima curva che va verso destra, faccio sesta, quinta, quarta, devo superare la macchina, vado, faccio mettere la quinta, non entra la quinta, marcia tutta dura, non riuscivo a fare niente, né abbassare né a stare le marce, tutto sudato, bestemmie, vado a lavoro. Perché sei in quinta? Poi faccio telefonate al meccanico, cosa faccio? Ho chiamato la Kawasaki, non erano disponibili, quindi dovevano portarmi la moto su un deposito. Faccio no, il deposito non lo voglio perché è pubblico, chissà che cazzo succede. Sapegoni, meglio evitare, non è un deposito privato, quindi meglio tenerla a casa, casomai me la portavo a casa io. Arriva il pomeriggio alle 2, porto la moto davanti al ristorante lì e faccio, aspetta che provo con la mano a toccare il cambio. Non riuscivo, male alle braccia, a provare a sforzare a sbloccare le marce, niente, nervoso, ho fatto così di colpo, si è sbloccata la marcia. Riuscivo a fare quinta, quarta, terza, seconda, erano tutte quante dure però. E mio papà hai provato a fare avanti e indietro provando a cambiare marcia da fermo. Faccio no, ha provato mio papà e si è sbloccato completamente. E le marce entravano con un dito. Sì, così entravano con un dito. Ci siamo accorti che la frizione era completamente mollata. La cordicina della frizione in alto, il perno che tiene ferma la frizione se l'ha mollato e di conseguenza con le vibrazioni si è svitata fino a mollarsi del tutto. Poi è arrivata una cugina di mio papà che ha le figlie che corrono in pista lì, cosa fai? Sì. E gli ho chiesto, in 8 anni. No. gli ho chiesto, non è che riesci a darmi una controllata a te, visto che lei è appassionata di meccanica, quindi può darmi magari qualche consiglio. E fa, guarda, seguimi fino alla pista, che dopo là ne parliamo, così magari siamo più tranquilli, tanto loro giravano. Arrivati lì, ha chiamato i meccanici là della pista e sono andati praticamente 3 ragazzi a darmi una mano. E da lì abbiamo risolto il problema della frizione, che abbiamo regolato ancora meglio anche il coso che regola i gradi della frizione. Abbiamo regolato quello là, abbiamo regolato il perno della frizione, abbiamo regolato il perno sotto della frizione, perché sono 2 perni, uno che tira sulla maniglia, diciamo così, e uno che tira sulla frizione. Regolato anche quello là. E un problema era andato. Dopodiché accendiamo la moto. Di continuo. Così, che cazzo adesso non si mette più in moto, porca puttana. E loro mi fanno, ma il minimo si può regolare? Gli faccio no, perché è elettronico, quindi non posso fare niente. Mentre un ragazzo cercava di tenere sulla la moto di giri per riuscire a capire che problema poteva avere, capire se era un problema sul tirante che c'è sul pulsante, che lì dietro il pulsante c'è un tirante che serve appunto per tenere la moto in accensione. Se quello là è sbagliato, non accende la moto o l'accende male. Sì. Non era quello lì il problema. Perché svitando non si alzava di giri.
che cazzo va. Fatto sta che mentre sto qua stava accelerando per capire per quale motivo non stava su, il ragazzo che era a sinistra della moto ha guardato sotto e si è accorto che quando lui chiudeva il gas il piroletto andava tanto indietro, cioè il gruppo che serve per aprire l'aria andava tanto indietro e fa, puoi vedere che c'è il minimo qua sotto. Si è montato mezzo fianco della moto e tutti quanti che guardavano giustamente, non ho trovato il minimo dov'era. Col cazzo avete girato, moto messa a posto, adesso canta che è una bellezza. Fatto sta che da questa parte qua in poi non posso più dire niente. Why is it so hard to let you go?